Emergenza coronavirus in Veneto, morto 11 contagiati, unità di crisi regionale a Mestre, Zaia, bisogna agire a livello nazionale, servono linee guida per tutti, in queste ore il Consiglio dei Ministri straordinario. Colloquio telefonico tra il governatore e il capo dello Stato e in una nota del pomeriggio Mattarella esprime vicinanza alle comunità e un grazie che si sta impegnando per arginare l'emergenza. Nella Marca nessun caso negativo, il test su una paziente ricoverata in isolamento al Cafoncello, domani in ospedale vertice dei sindaci dell'ULSS 2, annullata lunedì l'inaugurazione della sede del SUEM. Il sindaco di Treviso Conte invita alla calma nel capoluogo e a Conegliano, confermate per ora le sfilate di martedì dei carri mascherati, ma la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. Corsa alle mascherine protettive, esaurite nelle farmacie, caccia anche i disinfettanti e c'è chi ha installato dei dispenser nei propri negozi. In una parrocchia di Treviso in via precauzionale il parroco decide che la stretta di mano per il segno di pace ammessa diventi un sorriso per evitare contatti. Domani dalle 11.45 nuova maratona di Antenna 3 per raccontarvi l'emergenza coronavirus, collegamenti dai luoghi coinvolti, testimonianze, comunicazioni di servizio. Telespettatori di Antenna 3, allora ben ritrovati, l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, continua il racconto dell'emergenza coronavirus dopo Veneto e Venezia e allora riannodiamo le fila del discorso e fra pochissimo vedremo qual è la situazione a Treviso ripartendo dai dati certi, cioè quello di 12 contagi, un decesso appunto e 11 contagi, quanto emerso dalla riunione Fiume al vertice di protezione civile regionale a Marghera. Fra poco poi ci ricollegheremo con il nostro Filippo Fois che sta seguendo l'ulteriore evolversi perché si è in attesa delle misure previste dal Consiglio dei Ministri straordinario. E allora l'inizio di questa giornata, una giornata particolarmente intensa. Peraltro mi ha chiamato anche il Capo dello Stato e quindi voglio ricordare il Capo dello Stato chiamato chiedendo informazioni rispetto alla condizione del Veneto. Ho parlato lungamente col Capo dello Stato. Filo diretto tra il Presidente Mattarella e il Governatore Zaia nelle ore della grande emergenza in Veneto, con la riunione Fiume dell'unità di crisi nella sede della Protezione Civile regionale a Marghera, presente il Ministro Federico D'Incà, a Roma in teleconferenza anche il Premier Conte. Qui la contabilità si è aggiornata di ora in ora. Alle 17 il bollettino ufficiale parla di 12 contagiati in totale, 11 di questi solo a Vo Euganeo, uno a Mira, un uomo di 67 anni che è stato portato dall'ospedale di Dolo a Padova, come confermato dallo stesso Zaia. Il paziente di Mira è in terapia, è in rianimazione, scusate, all'azienda ospedaliera. Una situazione fluida con la richiesta di Zaia all'esecutivo di procedere in maniera unitaria a livello nazionale di fronte a un'emergenza planetaria. Ogni misura locale rischia di essere totalmente inefficace. Noi abbiamo chiesto, siamo dell'idea che l'approccio debba essere uniforme su tutto il territorio nazionale, che ci sia comunque la possibilità di garantire la salute ai cittadini e che vengano adottate delle linee guida nazionali uniformi. Tanto è vero che adesso stanno lavorando sulla base anche di nostre proposte a delle linee guida nazionali. A confermare le intenzioni del governo il ministro D'Incà. Abbiamo deciso di intervenire con delle linee guida che sono in scrittura in questo momento e poi chiaramente con tutte le azioni per interrompere la diffusione dell'influenza del coronavirus, cercando appunto di monitorare al meglio, di operare tutta la parte degli screening che in questo momento sono molto importanti e cercando anche di tranquillizzare le persone, perché è molto importante cercare di non creare panico perché in questo momento la situazione è sotto controllo. E in attesa dei provvedimenti ci si interroga sui grandi eventi. A Padova come a Vicenza i sindaci hanno annullato le manifestazioni per il carnevale, in bilico quelli della Marca, ma gli occhi sono rivolti inevitabilmente a Venezia. Questo lo stiamo decidendo, affrontando, però io ho chiesto che sia affrontato con linee guida ufficiali. Inutile che stiamo qui a decidere che il carnevale non va bene e poi facciamo una partita con 80.000 persone. Chiuse invece per una settimana le università del Veneto. Ricordo che i rettori mi comunicano che chiuderanno la prossima settimana l'università, quindi chi doveva fare lezione non fa lezione, chi doveva fare solo esami come nel caso di Padova si spostano di una settimana. Sì, l'Università del Veneto sì. A livello sanitario restano le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità con le misure precauzionali supplettive della Regione comunicate a tutti i soggetti pubblici.
Questo abbiamo aggiunto che in tutti i punti di negozi, supermercati, palestre eccetera siano disponibili le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, perché questa è la principale misura che limita la diffusione dell'infezione. Per questo abbiamo con Azienda Zero fatto degli ordini straordinari, quindi i comuni avranno il supporto delle aziende ULSS per disporre di questo tipo di soluzione. Aumentati anche gli ordini di test e di tamponi, nonché dei dispositivi di protezione individuale in uso al personale sanitario, chiesta la reperibilità dei medici di base. Noi abbiamo detto che tutti coloro che dovessero avere sintomi respiratori importanti non viene considerata solo l'influenza, ma come diagnosi differenziale anche il test per il coronavirus. Invece, se dalle indagini epidemiologiche dovessero venissero rilevati dei contatti che si trovano dentro o fuori dal territorio, questi verranno indagati, quindi niente verrà lasciato inesplorato. Se da un lato l'appello è quello a evitare il panico, dall'altro il rischio di mandare in tilt gli ospedali è concreto. Dobbiamo avere una gestione perfetta, perché la mole di richieste potrebbe essere tale per cui vanno in tilt gli ospedali. Prova ne sia che abbiamo chiesto di mandare infettivologi a Padova, perché in questo momento Padova è presa d'assalto per il tema dei tamponi. Avete sentito della telefonata del presidente Mattarella durante la riunione, insomma il colloquio con Zaia, poi nel pomeriggio una nota nella quale il capo dello Stato ha espresso la sua vicinanza ovviamente alle famiglie delle persone colpite, ovviamente anche alla famiglia del deceduto di Adriano Trevisan, e ha al tempo stesso ringraziato e sta ringraziando quanti si stanno impegnando in queste ore per cercare di arginare l'emergenza che ha un nucleo, ha un suo centro, e cioè Vo Euganeo e poi Schiavonia nel Padovano. 11 casi, tra cui quello tragico di Adriano Trevisan, 77 anni, il primo morto in Italia per coronavirus. Vo Euganeo è un paese deserto, come testimoniano le immagini, con le ricerche sempre più stringenti del cosiddetto paziente zero, quello che avrebbe portato il virus. 8 cittadini cinesi che gestiscono un'attività imprenditoriale a Vo Euganeo sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Risulta frequentassero anche loro il bar in cui Trevisan e l'altro pensionato contagiato, il 67enne tuttora ricoverato in gravi condizioni, sarebbero stati infettati. Tra gli 11 risultati positivi al test anche moglie e figlia di Trevisan, quest'ultima, Vanessa, è stata sindaco del paese. Per il momento le strade di accesso al comune non saranno chiuse, ma l'amministrazione è stata sollecitata dalla prefettura a predisporre un piano precauzionale di interruzione della viabilità nel caso la crisi sanitaria dovesse peggiorare. Il cordone sanitario è comunque imponente. Il sindaco Giuliano Martini ha emesso un'ordinanza in cui si prevede la sospensione di tutte le attività pubbliche e religiose, chiusura degli esercizi commerciali, esclusi quelli alimentari e farmacie, chiusura delle scuole, divieto di spostamento per chi lavora al di fuori del comune, interruzione di fermata dei mezzi pubblici. A tutta la popolazione di Vo, che ha circa 4.000 abitanti, verrà offerta la possibilità di sottoporsi al test per il Covid-19, così come dovranno eseguire il tampone 300 conoscenti dei 2 contagiati. Da Vo a Schiavonia, all'ospedale, dove nella notte la Protezione Civile ha montato a scopo precauzionale 12 tende per un massimo di 96 posti a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico trattenuti all'interno. I pazienti sono 300, gli operatori 150, ma in tutto saranno 600 quelli che dovranno essere sottoposti al test. I primi 200 hanno già dato esito negativo. Si stanno facendo tutti i test per il personale appunto all'interno di Schiavonia. È chiaro che in questo momento l'azienda ospedaliera di Padova, reparto di infettivologia, è quello più sotto pressione, quindi stiamo cercando di recuperare personale anche da parte delle altre ULSS da mandare in supporto a Padova, perché ci sono molte persone in attesa, preoccupate, quindi vorremmo sicuramente dare una risposta, e quindi ora stiamo cercando di trovare altro personale dalle altre USL che non hanno oggi casi o comunque non sono in una situazione di emergenza. L'ospedale sarà via via svuotato nei prossimi 5-6 giorni per consentire la sanificazione dei luoghi. Il questore di Padova, Paolo Fassari, ha visitato l'ospedale nel pomeriggio, è entrato nella struttura munito di mascherina protettiva e ha compiuto un giro per il nosocomio. La zona antistante all'ospedale rimane isolata. Le forze dell'ordine hanno istituito una zona rossa di un centinaio di metri. E, nel corso del telegiornale ci ricollegheremo con Ferdinando Garavello più avanti proprio da Schiavonia, e poi anche in chiusura con Filippo Foista Marghera per
chiudere poi il cerchio della giornata, ma adesso vediamo cosa succede nella Marca trevigiana. Gli aggiornamenti con il direttore dell'ULSS 2 Benazzi, con una buona notizia: un caso sospetto sotto osservazione dalla scorsa notte è risultato negativo. Fortunatamente ancora nella Marca la situazione è tranquilla. Situazione confermata dal direttore dell'ULSS 2 dopo che le analisi su un caso sospetto sono risultate negative. Un paziente che pare sia stato posto sotto osservazione nella nottata e che ha tenuto col fiato sospeso per molte ore tutta la struttura trevigiana, che comunque è pronta ad affrontare un possibile contagio qualora si presentasse. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo attivato questa task force che comprende ovviamente il dottor Cinquetti, la dottoressa Puto, il dottor Rigoli e tutti i direttori dell'ospedale per creare questa maglia stretta in modo tale da evitare che qualche caso non venga trattato o comunque non venga identificato. Una linea predisposta al pronto soccorso del Cafoncello, che però non deve essere intasato da una possibile psicosi coronavirus. Ecco dunque le indicazioni ai cittadini. Lavarsi sempre le mani, lo continuiamo a dire, quando si esce si dà la mano a qualcuno, eccetera, lavarsi sempre le mani più volte, che questo evita evidentemente. Noi portiamo le mani alla bocca più volte o al naso, sono le due mucose che vengono interessate, quindi lavarsi le mani. La seconda cosa, se si ha solo una febbre, ecco, chiamare il proprio medico di famiglia, il medico di medicina generale, che è persona titolata e qualificata, oppure ovviamente la continuità assistenziale e la guardia medica. E noi siamo disponibili nel momento in cui ci viene indicato la persona sta a casa, deve evitare di uscire e di andare a domicilio a verificare sia appunto la febbre sia fare i tamponi orofaringei per vedere se c'è per caso c'è un contagio. A tal proposito sarà attivo un numero telefonico dedicato dalla mattinata di lunedì contemporaneamente alle riunioni dei vertici sanitari. Abbiamo un'unità di crisi nostra lunedì, ci troviamo, sentiremo cosa ci dirà la Regione per i protocolli eccetera e vedremo cosa fare, sempre in raccordo con la Regione Veneto che ha attivato questa unità di crisi importantissima che sta chiudendo le maglie per evitare appunto i contagi. Direttore che non si stanca di ribadire piccole ma fondamentali precauzioni che tutti devono adottare. Lavarsi le mani, evitare i contatti stretti, stare 1 metro di distanza dall'altra persona, il rischio di infezione è veramente bassissimo. Io credo che riusciremo a superare, grazie all'organizzazione che ha fatto la Regione Veneto, anche questo momento difficilissimo. Intanto il sindaco di Treviso attende ancora qualche ora per decidere il da farsi sul carnevale. Domani intanto convocazione dei sindaci presso l'ULSS. Padova e Vicenza hanno deciso di sospendere la sfilata di martedì grasso. Treviso cosa farà? Noi ci prendiamo ancora qualche ora, essendo che a Treviso non c'è stato ancora alcun caso. Di sicuro però non faremo correre alcun rischio ai nostri cittadini, quindi nelle prossime ore, dopo la riunione che faremo con l'azienda sanitaria, con l'ULSS e il direttore generale, prenderemo le adeguate misure di sicurezza e le decisioni. Per quanto riguarda invece, diciamo così, le altre precauzioni o comunque il messaggio ai cittadini da parte del sindaco? No, il messaggio è quello di attenersi sempre ai canali ufficiali, quindi il direttore generale e il governatore del Veneto, la regione, che indicano prudenza. Ci sono dei piccoli accorgimenti, pulirsi le mani, non frequentare luoghi affollati, ma soprattutto quello di non farci prendere dal panico e seguire scrupolosamente le indicazioni. Appena ci saranno novità i cittadini verranno tempestivamente informati. Ma il prossimo passaggio per quanto riguarda le informazioni da parte dell'USL? Domani tutti i sindaci ci incontreremo al Cafoncello e quindi ci saranno ulteriori ufficiali informazioni. Allora questa è la situazione per quanto riguarda il carnevale e adesso mi dicono che dovremmo avere Filippo Foisi in collegamento, no non ancora, da Marghera fatemi segno quando ce l'abbiamo. Nel frattempo la reazione dei trevigiani al pericolo contagio coronavirus con un focolaio a pochi chilometri oggi al mercato, davvero pochi pare fossero realmente però preoccupati dell'infezione, guardiamo. Stando a queste immagini non sembra impensierire i trevigiani il coronavirus. Come si vede al mercato una sola persona oggi indossava la mascherina. In effetti, stando alle risposte, molti considerano improbabile un contagio. Io appena sorridere, ma sono appena uscito dall'ospedale e il virus è a 30 km da qua, mi scusi, chi che non si mette la mascherina che la prende troppo facilmente la cosa. Preoccupati per l'infezione, è a 30 km da qua. Altro che, cioè mancherebbe altro.
come mai non usa allora la mascherina? Ah, proprio non ho paura io, per queste cose, non ho paura, per l'amore di Dio. No, signora, ma non la vedo con la mascherina, non è preoccupata per l'infezione? Bisogna mettere anche la mascherina, anche perché ho problemi respiratori, comunque speriamo bene, anche perché questi qua non sono andati in Cina, queste due persone. Appunto, ma perché non mette la mascherina allora? Perché mi manca ancora più respiro, problemi di respiro, mi sentirei soffocare. Non è preoccupato? No, sono preoccupato per i bambini. Io sono grande, ho 86 anni, sono un besaliere. Perché preoccuparsi? Beh, insomma, c'è un'infezione in corso. Sempre c'è in corso, c'è un'influenza di maiali, sempre c'è in corso. No, da noi non paura gente da Ucraina, per noi sempre da noi influenza, guerra, tutto quanto. C'è tutto da noi. Noi moriamo sempre. Lei si è messa la maschera di carnevale, non la mascherina per l'infezione? No, fino al momento no. Ma perché non è preoccupata dell'infezione? Anzi, troppo preoccupata. E allora non era meglio se si metteva una mascherina sanitaria? Non ho messa perché sennò non era carnevale. Non è preoccupato per l'infezione? No, al momento no. Però è a 30 km da qua? Lo so, a Padova c'è il morto. Lo so. Però non sarebbe meglio mettersi una mascherina? Benazzi dice... Non si trova più le mascherine, non c'è più neanche il commercio. Ma perché no, quando si mette la mascherina qua a Treviso? Perché non c'è nessuno, guarda, tutto il mercato che ho girato, non ho visto nessuno con la mascherina. Sì, sono preoccupato, ma oggi sabato penso che un domani andrò a sciare al Col Margherita. La preoccupazione invece è, ma sono con gli amici e riprenderò questi pensieri lunedì. Per il momento voglio gustarmi questo weekend. Quindi diciamo la mascherina la mette lunedì? Per la mascherina lei lo sa già, ma io le ripeto, le farmacie sono sprovviste. Anche volendo andare a comprare la mascherina non esiste. Sono stato nella mia farmacia a Possagno, perché io abito a Possagno, e sono introvabili. Non resta che sperare bene. Fatalisti i trevigiani, insomma. Sì, abbastanza. Abbastanza. Buona giornata. Così dunque, però c'è anche la psicosi ovviamente che monta in queste ore ed è una delle maggiori preoccupazioni delle autorità mentre ci stiamo per collegare con Marghera. E allora il tema da non sottovalutare è appunto quello di affrontare il problema con razionalità. Sentite il parere del sociologo Vittorio Filippi. Vittorio Filippi, da sociologo, come gestire un'eventuale psicosi coronavirus? Beh, più che una psicosi direi una paura che è, come tutte le paure ormai del XXI secolo, globale, e lo si dimostra, e quindi un virus che non ha confini, ma credo che il modo migliore per affrontare la situazione sia uno da un punto di vista medico, quindi spingere la ricerca, ma questo sarà sul medio-lungo periodo, ma nell'immediato l'unico modo che abbiamo è quello di affrontare le cose con molta razionalità e sangue freddo. Qui gli untori possono essere tutti, posso essere anch'io o chiunque altro. Il rischio casomai è che questa paura riduca gli spazi e di socialità che noi abbiamo, tipo i bar, i ristoranti, le osterie, eccetera, e i luoghi appunto della socialità extrafamiliare. Come ci si deve comportare sotto il profilo umano? No, dal punto di vista umano, se non sappiamo la genesi del malessere, credo che anzi controllare la paura significhi anche una vicinanza sul piano dell'empatia e sul piano anche squisitamente umano, e che non significa non dare anche una risposta medico-scientifica. Questo è il sociologo Filippo, ed adesso subito a Marghera da Filippo Fois che vedo con il governatore Zaia. Filippo? No, non c'è ancora. Dovrebbe essere con il governatore Zaia, lo era fra qualche istante fa. Nel frattempo allora vi aggiorno a proposito di psicosi e di fake news. Abbiamo visto la denuncia dell'ospedale di Peschiera su quel WhatsApp virale che stava girando su due donne contagiate, non è vero, a Peschiera del Garda. Ci informano che da qualche ora sta girando sui social network un'immagine fake con il logo del sito di informazione Venezia Today, con il titolo di un articolo falso che parla di un secondo caso di positività
al coronavirus nel veneziano. Lo riferisce lo stesso sito Venezia Today, sottolineando che l'immagine falsa come il contenuto dell'articolo è stata creata artificialmente per danneggiare Venezia Today e per creare allarmismo sociale ingiustificato. Il gruppo editoriale City News, editore di Venezia Today, ha già presentato denuncia alla Polizia Postale per individuare l'autore delle immagini fake. Quindi ancora una volta le fake news che impazzano purtroppo. Allora, in attesa di ricollegarci con Marghera, la pubblicità e poi subito in studio. Rieccoci allora in diretta il telegiornale di Treviso, in attesa di ricollegarci con Filippo Fois da Marghera. Allora, una decisione precauzionale. In tutte le chiese delle diocesi sono confermate le funzioni religiose nella Marca trevigiana, con qualche precauzione a discrezione dei parroci, come ad esempio nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere. Sentite. Chiese aperte, funzioni regolari, ma con qualche attenzione. L'effetto coronavirus si fa sentire anche nelle nostre parrocchie. Dalla diocesi di Treviso nessuna comunicazione particolare ai parroci, tenuti però costantemente informati sulle indicazioni sanitarie stabilite dalla Regione. Di certo quelle di domani saranno comunque delle celebrazioni eucaristiche velate da una maggiore attenzione per evitare possibili contagi, con alcune semplici precauzioni, come quelle previste da Don Adelino Bortoluzzi nella parrocchia trevigiana di Santa Maria del Rovere. Domani dirò alle persone che vengono in chiesa che consegnerò l'Eucaristia nelle mani, prendete e mangiate. Quindi perché non ci siano equivoci. In un secondo momento dirò anche che lo scambio della pace, se qualcuno ha paura, si può fare anche con un bellissimo sorriso, gli uni verso gli altri. Quindi non bisogna avere paura, però diciamo così, prevenire è meglio che curare. Beh, la prevenzione è logica ed è razionale, perché le inquietudini che creano queste notizie sono inquietudini su cui non si può fare a meno di pensarci. Questa dunque è la decisione di Don Adelino, ma è una decisione che è diventata di fatto globale perché c'è una nota, una disposizione della diocesi di Treviso, una nota della diocesi di Treviso che dice: in queste ore la Regione Veneto sta valutando nuove disposizioni appunto per limitare il contagio del coronavirus. In attesa di ricevere indicazioni precise dagli enti preposti in via cautelativa, allineandosi a quanto già fatto nelle diocesi lombarde, dove ci sono state le prime vittime, in altre diocesi venete, si chiede nelle celebrazioni di oggi e dei prossimi giorni di, ecco allora sentite, evitare il segno dello scambio della pace, quindi la scelta di Don Adelino nella parrocchia di Santa Maria del Rovere diventa di fatto una vera e propria indicazione della diocesi, evitare il segno dello scambio della pace, comunicare ai fedeli solo in mano e non in bocca, quindi la particola. Inoltre i parroci provvedano a far rimuovere l'acqua lustrale dalle acqua santiere, quindi una vera e propria disposizione della diocesi di Treviso in attesa di nuove indicazioni. Un'altra notizia importante che riguarda invece il Bellunese, è stata ufficializzata in tarda serata questa notizia nella tarda serata di ieri. Non si terrà il Mido 2020, la principale fiera dell'occhialeria a livello mondiale prevista per il prossimo fine settimana a Milano. La decisione è stata presa dalla CDA della fiera a scopo precauzionale visto la situazione drammatica, queste le parole usate anche dal presidente di Mido Giovanni Vitaloni. Centinaia le occhialerie presenti soprattutto nel Bellunese e dell'Alto Trevigiano, luoghi del principale distretto mondiale che ha un export di oltre 3 miliardi di euro. Decine gli stand che dovevano appunto arrivare dall'Alto Veneto e tutto è stato rinviato a data da destinarsi, e quindi gli effetti che dicevamo anche oggi nel corso della edizione straordinaria, quando abbiamo parlato in diretta con il presidente di Union Camere Veneto Mario Pozza e citando anche su un altro fronte le parole del presidente nazionale di Confesercenti, ecco, gli effetti sull'economia ci sono anche ovviamente molto pesanti. È un altro fronte rispetto a quello sanitario, certamente il fronte sanitario ha la priorità ovviamente, ma non è da sottovalutare l'effetto sull'economia. In questo caso parliamo di una fiera appunto che viene cancellata, o meglio sospesa, data da destinarsi, una fiera importantissima per l'Alto Trevigiano e per il Bellunese. In attesa sempre di collegarsi con Filippo Fois da Marghera, restiamo in ambito, eccolo, forse lo vedo?
vedo apparire Filippo Fois, fatemi sapere, sempre in tema lavoro, ma non questo... Eccolo qui. Allora, Filippo Fois con il governatore Luca Zaia, a te la parola. Siamo dentro il telegiornale di Treviso. A che ora è che apri alle 8? Siamo in diretta, Filippo. Siamo in diretta, Filippo. Paola? Non mi sente? Filippo, siamo in diretta. Filippo, siamo in diretta. Riusciamo a comunicare a Filippo che è in diretta? Paola? Eccoci. Ma dov'è? Allora, facciamolo partire. Sì, buonasera da Marghera, buonasera Presidente, una giornata lunghissima che è cominciata alle 9, si è continuato con un vertice che ha coinvolto anche il Presidente del Consiglio. Sì, il Presidente del Consiglio, altri ministri, ho parlato con il Presidente della Repubblica. Abbiamo ovviamente oggi una situazione che è presto definita, un caso di contagio con patologia evidenziata su Mira di un cittadino. Cosa c'è? Ah no, scusa. 2 casi di contagio su Vo, ovviamente uno dei 2 signori contagiati è deceduto ieri sera intorno alle 10:30, 11, e abbiamo fatto le verifiche sui contatti primari, cioè i contatti personali di questi 3 contagiati, oggi 2, e abbiamo al momento questo risultato. Mira nessuno positivo, su Vo invece abbiamo 10 positivi, quindi a Mira si definisce un caso singolo al momento, a Vo abbiamo un cluster, quindi una popolazione, una comunità di 10 persone più il contagiato rimasto in vita, che ovviamente sono positivi al coronavirus. Ecco, naturalmente i provvedimenti che sono stati adottati sono molto diversi da Vo Euganeo a Mira, dove per ora non c'è nessuna quarantena. No, nel senso che sono adottati i provvedimenti in base alle linee guida. Io non sono un tecnico e mi devo solo preoccupare del fatto che i veneti siano curati bene e siano in salute. I tecnici, secondo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e le linee guida nazionali, hanno previsto che a Mira, avendo solo un caso e neanche i contatti positivi, ci sia ovviamente monitoraggio dei contatti, monitoraggio del caso e ovviamente delle attività più affini al caso in oggetto. Invece a Vo, avendo i 2 casi, dei quali uno deceduto, e 10 casi di positivi in questo momento asintomatici, cioè senza sintomi, ovviamente sono delle regole, delle modalità diverse. Peraltro abbiamo voluto fare extra regole e extra direttive, anche la possibilità, ovviamente con i tempi che ci vorranno, di dare la possibilità ai cittadini che vorranno a Vo di fare anche il tampone per fare un eventuale screening. Grazie Presidente, Grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie, eccolo qua, grazie, c'era un problema di linea, ma il Presidente è stato chiarissimo, insomma ha tirato le fila della giornata, una giornata appunto molto intensa. È una giornata che vedrà domani altri evidentemente sviluppi e continueremo a seguire questi sviluppi, perché domani dalle 11:45, l'abbiamo sentito anche nei titoli del nostro telegiornale, dalle 11:45 ci ricollegheremo in diretta con voi, un'altra edizione straordinaria, non stop, con Ferdinando Avarino e con gli inviati ancora sul posto per raccontarvi le evoluzioni dell'emergenza coronavirus in Veneto, quindi non perdete domani 11:45 su Antena 3 un'altra giornata insieme a noi per farvi capire come si sta evolvendo la situazione. Vedo però che c'è il nostro Ferdinando Garavello da Schiavonia, allora abbiamo il tempo velocissimo di un ultimo collegamento con voi, e con voi davvero chiudiamo questa giornata. Ferdinando. Buonasera, allora chiudiamo con comunque nell'incertezza, perché come dicevamo prima hanno cominciato a uscire, ne abbiamo incontrati altri 2 che sono usciti, erano veramente stravolti, erano due operatori, erano stanchissimi, abbiamo chiesto se volevano farsi intervistare, scambiare qualche parola, se ne sono andati a casa, noi abbiamo rispettato naturalmente il loro volere perché erano stanchissimi, erano veramente distrutti. Qui la situazione ora è calma, abbiamo visto qualche momento di tensione da parte del
persone che avendo dei parenti, degli amici, dei colleghi all'interno non sapevano cosa stava succedendo, ma c'è da dire, questo secondo me va sottolineato, la disponibilità da parte delle forze dell'ordine che da ore presidiano questo ospedale in modo sempre molto disponibile e aperto verso chi arriva qui nel punto di contatto fra il mondo esterno e l'area sigillata. Come ultima cosa, lo dicono tutti, lo diciamo anche noi, lo ricordiamo, laviamoci sempre le mani con i disinfettanti, è una delle poche cose che si possono fare in questo momento. Stanno finendo nei negozi, ma in molte aree li distribuiranno gratuitamente. È l'unica cosa che si può fare. Mascherina per noi che siamo venuti qui a vedere da vicino, però non abbiamo visto scene di follia, non abbiamo visto nessuno arrivare qui urlando. È arrivato un papà, e poi vi lascio, che ci ha detto: ho mio figlio che sta poco bene, ho chiamato il 1500, non so cosa succederà adesso, dove lo portano, e ha tentato di parlare con qualcuno qui, però gli hanno detto vada a casa, veniamo noi, quindi le dinamiche sono tutte sotto controllo, sono tutte molto rodate nonostante le difficoltà. A questo punto vi restituiamo la linea e vi ricordiamo che nell'ospedale alle nostre spalle ci sono ancora centinaia di persone che passeranno un'altra notte qui dentro per sapere cosa sarà di loro domani, quando arriveranno gli esiti probabilmente di tutti i tamponi. Grazie a Ferdinando Garavello e a Francesco Ratai. Allora domani ve lo racconteremo quali sono gli esiti e cosa accadrà anche a Schiavonia nella edizione straordinaria a partire dalle 11:45. Mi raccomando, non mancate. Nel frattempo io vi ricordo invece, per quanto riguarda questa sera, in prima serata alle 21:15, aspettando tutti in coro. Voi sapete che dalla prossima settimana, dalla prossima domenica, il 1° marzo, in prima serata ci sarà Tutti in coro, il programma in cui i protagonisti saranno i cori italiani e che andrà appunto in onda da domenica 1° marzo, dai canti alpini a quelli popolari, dai gospel ai brani più moderni. In attesa del via la prossima settimana, stiamo raccontando in questi sabati, aspettando Tutti in coro, iniziamo a conoscere i cori che diventeranno protagonisti delle audizioni, e questa sera vedremo il coro Serenissima Venezia di Favaro Veneto, i Vocal Cocktail di Gorizia e il coro Ana di Oderzo. Questo a partire dalle 21:15, aspettando Tutti in coro. Siamo davvero in chiusura, vi lascio adesso al meteo. Vi ricordo 11:45 domani, edizione straordinaria non stop per seguire ancora l'emergenza coronavirus. Una indicazione importante: attenzione alle fake news, attenzione ai WhatsApp audio, attenzione, verificate sempre le fonti delle notizie. Questo è molto molto importante per evitare il diffondersi del panico. Fidatevi di chi appunto gestisce le notizie, quindi domani collegatevi alle 11:45 qui con noi e vi daremo tutte le informazioni per essere davvero informati su quanto accade. Adesso il meteo, arrivederci. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Benvenuti al meteo. Fase anticiclonica con tempo stabile e clima mite, temperature decisamente di stampo primaverile. Il dettaglio di domenica 23 febbraio. Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, il cielo, vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si escludono nubi basse e locali nebbie sulle aree pianeggianti solamente al mattino. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sole su tutti i settori, addensamenti sulle zone alpine ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime invece tra 10 e 11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque con qualche nube solamente sui settori alpini di confine. Temperature minime fino a 4 gradi, massime addirittura tra 16 e 18 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Vello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.